Siamo qui in Consiglio regionale del Veneto a fare la presentazione del Rally della Marca, 41esima edizione e terza del Marca Storico, una manifestazione molto importante per tutta la regione Veneto, per la provincia di Treviso, ma non solo, anche Venezia, perché comprende sia Montebelluna, Valdobbiadene, Scorzelle, prove speciali del Monte Cesen, del Mostracin, del Monte Tomba, e quindi vuole essere un evento che fa conoscere in maniera positiva a livello sportivo, con i motori, con le auto da rally, la nostra regione e il nostro territorio, le offerte che può offrire, appunto, trasmettere alle tante persone appassionate di rally. I piloti saranno presenti qui nel nostro territorio, potranno usufruire delle nostre strutture ricettive, ristorative, di tutti i servizi che il Veneto sa ben offrire e accogliere il turista, quindi sicuramente questo vuole essere uno stimolo turistico-sportivo di una competizione molto importante nella nostra regione. Valdobbiadene ama il Rally della Marca, ha una lunga tradizione del Rally della Marca che ci ha visto crescere in tanti anni assieme, migliorarci dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista della promozione del territorio. Bello quest'anno che il Rally della Marca veda un collegamento stretto tra Valdobbiadene e Montebelluna, e l'auspicio nei prossimi anni è che continui la collaborazione tra questi due comuni per crescere ulteriormente assieme. Avremo modo anche quest'anno di mostrare a tutta Italia, anche all'estero, le bellezze delle nostre colline e patrimonio dell'umanità, ma anche l'ospitalità dei valdobbiadenesi, non solo per i piloti e le squadre, ma anche per tutti gli appassionati che verranno in questi 2 giorni a visitare Valdobbiadene per Rally della Marca e che potranno ritornare nei mesi successivi per godersi il nostro territorio. Montebelluna è entusiasta di ospitare e di essere il punto di partenza del 41esimo Rally della Marca, un evento automobilistico importantissimo, il più importante del nord-est, e parte proprio da Montebelluna e questo per noi, come dicevo, è fonte di orgoglio e soprattutto nasce dalla sinergia tra la nostra amministrazione, capitanata dal sindaco Adalberto Bordin, dall'assessore allo sport Andrea Marin, e ovviamente dall'organizzazione della Rally della Marca, quindi con Gian Domenico Basso e con Silvan Foggiato. Ci aspettiamo un ritorno importante sia in termini di presenze, ma soprattutto anche in termini di entusiasmo, perché a Montebelluna torna il Rally della Marca e per noi è sicuramente importantissimo, perché sappiamo già che avremo un ritorno sia sotto il profilo appunto di presenza e quindi di cittadini di Montebelluna, ma anche di tutto il comprensorio, e sappiamo anche che beneficeranno tutte le attività ricettive del comprensorio, ma soprattutto di Montebelluna, perché sappiamo che già adesso, come dire, i nostri alberghi sono pieni, i nostri bed and breakfast, tutte le attività, e siamo orgogliosi di essere riusciti a coniugare lo sport al turismo e quindi a premiare il nostro bellissimo territorio. 4-5 aprile vi aspettiamo numerosi a vedere questa bellissima gara nel nostro meraviglioso territorio. Ci saranno delle prove speciali a partire dal venerdì nella prova speciale ex base missilistica di Peseggia a Scorzè, per poi proseguire il giorno dopo, il sabato, nelle colline del Valdobbiadene, nella prova speciale del Monte Tomba che è a casa mia e nella prova speciale di Mostracin a Monfumo. Ci saranno diversi passaggi, sarà adrenalina pura e sarà bello stare in compagnia e assaporare questa bellissima competizione.